come dire, rispetto allo spostamento delle merci. Certo non dovrebbero andare per l'Europa League, questo è sicuro. Bellissima. Diamo linea alla pubblicità, ci sentiamo subito dopo. Napoli, meraviglie e contraddizioni. Bene, rieccoci qua dopo la pubblicità. Allora abbiamo il nostro ospite per questa trasmissione per quest'oggi, è un mio amico, è una persona che io stimo tantissimo per quello che fa, per la cultura, per tutte quelle che sono le nostre belle tradizioni partenopee. Lui è Davide Brandi, presidente dell'associazione I Lazzari. Ciao Davide, buongiorno e benvenuto qui, ben ritornato qui a Radio Amore. Buongiorno a te Antonio, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Amore. Bene, Davide, noi in trasmissione con me sono compagni di viaggio, Sandro Fucito che è il presidente del Consiglio Comunale di Napoli buongiorno, e l'avvocato Pasquale Mautone, docente. Buongiorno. Ecco, allora buongiorno. Davide, la prima domanda che ti faccio, relativamente a questo discorso delle autonomie differenziate delle regioni del nord, a Gaeta cosa si è detto in merito? Da Gaeta si è detto tanto, abbiamo avuto fino a aprile che insomma ha detto la sua, che ha fatto il punto della situazione, ha raccontato un po' come è nato il tutto da questo decreto Gentiloni, insomma che ha creato tutto questo caos oggi giorno. Insomma ci ha raccontato un po' di cose, come è nato, non abbiamo tempo immagino per dirle tutte qui. Ma diciamo qualche cosa, cerca di riassumerlo, in questo senso. In effetti lui ha fatto il punto della situazione, ci ha ricordato semplicemente un po' di dati che sono, per esempio il Sud crea un bel po' di percentuale PIL per il Nord, addirittura mi pare oltre il 14%, credo, io non sono un economista, quindi non faccio altro che riportare dati, sì. Una produzione di 177 miliardi di euro all'anno, quindi significa praticamente il 50% delle loro esportazioni, significa che il Sud insomma è una bella fetta di torta per il Nord, ecco. Pensiamo semplicemente ad ogni massaia che ogni mattina va a fare la spesa e l'80% dei prodotti che compra sono tutte aziende del centro-nord e questo vale anche per tutti gli altri settori, per esempio gli elettrodomestici, l'abbigliamento, i servizi, un po' tutto. Quindi diciamo che noi per quanto riguarda il nord siamo un bel boccone, però ovviamente non tutto ritorna perché questa autonomia regionale differenziata non è altro che appunto una vera e propria secessione economica, o meglio si comincia con quella economica. E fino a aprile, al di là del dato economico, al di là dei dati puramente politici, ha fatto una riflessione, giustamente evidenziando che le volontà dei popoli sono popoli sovrani, quindi se c'è una vera e propria volontà di secessione da parte del Veneto, della Lombardia e delle altre regioni, a questo punto lui diceva nel suo libro, il suo ultimissimo libro che si intitola L'Italia è finita, sottotitolo e forse non è neanche male o qualcosa del genere, ecco lui ci dice che a questo punto secessione deve essere sia però a condizioni poi voglio dire diverse, non quelle economiche. Guarda, ti dico una cosa, ieri sono stato intervistato da 2 ragazze francesi che stanno facendo la tesi all'Università La Sorbonne di Parigi e mi hanno fatto una domanda che effettivamente mi ha fatto riflettere molto, perché mi hanno chiesto ma come mai in Italia avete così tante lingue in un territorio? Diceva, perché noi in Francia ormai parliamo solo il francese, possiamo dire che il provenzale è quasi morto, no? È soltanto una lingua parlata da una piccolissima comunità, il bretone, insomma si parla il francese. E loro dicono come mai in Italia parlate così tante lingue? E in quel momento io ho riflettuto, ho detto, effettivamente forse perché l'Italia è costituita da tanti popoli, non è un solo popolo, ma questo è da sempre. Ci sono i veneti, ci sono i piemontesi, ci sono i trentini, ci sono i napoletani, i siciliani, quindi ognuno ha la propria storia, la propria tradizione ed effettivamente siamo tanti stati riuniti in un collage che forse non fanno uno Stato, ecco questo.
le differenziazioni, almeno da un punto di vista culturale, ci sono e sono anche abbastanza marcate. Sicuramente sono molto marcate, sì. E allora lascio la parola ai miei compagni di cordata per farti qualche domanda, ma prima voglio chiederti un'altra cosa. Il discorso del Comprasud, mi chiedeva Sandro cosa vi riferite voi con Comprasud. In poche parole, quello di acquistare i prodotti i cui praticamente produttori abbiano sede, diciamo, al meridione. Cioè a Natale abbiamo tutti, io compreso, ho comprato panettoni per esempio che venivano dalla Sicilia perché sono buoni e nello stesso tempo perché i soldini li abbiamo lasciati qui. Ecco, questa politica che potrebbe essere un modo, diciamo, abbastanza significativo per opporci, diciamo, allo strapotere economico del Nord. Ecco, come la vedi tu? Ma io sì, sono pienamente d'accordo con il Comprasud, io lo attuo, ma non da adesso, già da molti anni, laddove è possibile chiaramente, perché poi ci sono alcune cose per le quali siamo chiaramente legati a comprare prodotti da altre zone. La nostra associazione perché si chiama i Lazzari? Perché i Lazzari negli anni, nei secoli, sono stati sempre difensori di Napoli, della napoletanità, del territorio, dell'identità. E nei vari secoli hanno combattuto ora con la peroccola, quindi con le mazze, con le mani, hanno combattuto con i mezzi che avevano a disposizione, così come durante le 4 giornate, insomma c'è stata sempre una ribellione di questa forte identità napoletana. Oggi, i Lazzari di oggi, quindi noi, come vogliamo combattere, come possiamo combattere? Innanzitutto con la cultura. Quindi chiaramente se una persona è consapevole, conosce le cose, già significa che può agire secondo la propria coscienza. E poi possiamo semplicemente lottare anche attraverso la spesa, per esempio il Comprasud. Se io vado a comprare i pomodori che vengono da Pomigliano d'Asco piuttosto che comprare, che ne so, questa poi è bella, l'olio dal Veneto, che rappresenta l'1%. Che è l'unico che però ci rappresenta a livello internazionale. In Canada. Questa è un'altra bella manovra fatta da Zaia quando era ministro dell'agricoltura. Vabbè, comunque, ecco, il Comprasud sì, sicuramente è una delle poche armi che abbiamo e quindi noi ci vogliamo difendere comprando i prodotti del nostro territorio, che è il nostro territorio, insomma, delle regioni del sud. Sandro, a te Davide Brandi. No, buongiorno, sì, sono a conoscenza anche di questa iniziativa che anche il Comune di Napoli ha sostenuto, dei prodotti realizzati a Napoli. Non me ne voglio, qualche volta mi viene anche da sorridere pensando alla pianta di caffè di Maddaloni, che ovviamente non esiste perché è un prodotto di altri continenti. Io, centrerei però questo ragionamento più su una consapevolezza del consumo di prossimità, della agricoltura di qualità, che dovrebbe essere, la nostra grande risorsa, no? Quindi non considera che se è abbinato questa tendenza di consumo alla consapevolezza del minor trasporto, del giusto prezzo da conferire a chi lavora, dell'agricoltura di qualità, della consapevolezza alimentare, sia una cosa, ma viceversa, andare a immaginare la miglior lavatrice che dovrebbe esistere al sud dopo che si sono smantellati i comparti industriali e non trovarla, forse ci impegnerebbe più a una discussione di carattere generale, o dobbiamo comunque cercare una bella lavatrice prodotta in provincia di Cosenza pur a costo di non trovarla? Lei che ne pensa? Sì, sicuramente. Io faccio così. Io prima di acquistare un qualcosa, non parliamo dei prodotti agroalimentari perché quelli li troviamo facilmente. Sì, però quando c'è da acquistare un prodotto un po' più particolare io mi vado a fare una bella ricerca, per vedere quali siano le aziende nostre. Effettivamente laddove non troviamo aziende nostre, perché come diceva lei la produzione industriale ormai è stata quasi del tutto eliminata, possiamo dire, e allora quando siamo con le mani legate lì purtroppo subentrano altri fattori, dovremmo cominciare una bella produzione di cose da noi, però pare che i tempi non siano maturi, anzi qui se pensiamo che i nostri ragazzi, noi stiamo vivendo negli ultimi anni
forse dopo quella del 1861, un secondo esodo di immigrazione giovanile. Noi stiamo perdendo forse la cosa più importante che ha un territorio, oltre all'identità e la cultura, stiamo perdendo le risorse umane, i giovani, stiamo perdendo i ragazzi laureati, ma non solo i laureati, anche la forza lavoro. Parlo nell'ambito alberghiero degli chef, stiamo perdendo gli operai specializzati che vanno a fare il benessere delle aziende del nord, ma anche delle aziende estere. Quindi sì, lei ha pienamente ragione su questa cosa, però laddove non è possibile comprare un prodotto delle nostre zone, magari lo compriamo all'estero, che le devo dire. Vabbè. No, lo dicevo perché forse ecco il tema cruciale sia la disparità tra territori, tra aree povere e aree ricche, e la necessità che lo Stato centrale ritorni a dirimere questo squilibrio in luogo che alimentarlo per quanto con un buon proposito, perché poi sicuramente le abitudini alimentari, abitudini di territorio vadano, credo, di per sé sempre premiate. Pasquale. Buongiorno Davide, sì, diciamo conosco anch'io tutto questo dibattito sulla questione del potere dei consumatori, chiamiamolo così, però voglio dire, qui ricordiamolo che siamo nel mercato globale e che se devo comprare un computer, acquisto un computer della Apple, e non perché l'hanno prodotto chissà dove, ma perché mi dà la massima garanzia di efficacia ed efficienza. È chiaro che noi dobbiamo tutelare le risorse per quanto riguarda la tipicità delle tradizioni. Secondo me il vero discorso sta lì, sulla tipicità delle tradizioni, e questo può essere un valore aggiunto, cioè nel senso che io non mi meraviglierei del fatto che qui parliamo diverse lingue, ad esempio in Spagna parlano il catalano, il castigliano, e quello è risorsa nell'ambito delle autonomie. Invece quello che andrebbe fatto, secondo me, se si vuole perseguire questa strada, è che questi prodotti, secondo me tipici, quindi specifici, no, debbano essere riconoscibili e accessibili all'interno dei locali della piccola e grande distribuzione. E anche tutelati, aggiungerei io. Questo sarebbe, secondo me, il passaggio da fare se si vuole tutelare, se si vogliono tutelare i piccoli produttori, i piccoli distributori di prodotti che comunque sono di un profilo, diciamo, di buona qualità. Come no, certo, sicuramente, questo poi è un altro aspetto, esatto, perché bisogna comunque tutelare i nostri prodotti e fare in modo, agevolare la massaia di cui le parlavo prima. Quando entra nel supermercato tende a prendere le cose che magari hanno la maggiore offerta, che sono più accattivanti dal punto di vista estetico, che ne so, colorato. Però sì, sarebbe importante informare magari la provenienza del prodotto, bella evidenziata, prodotti del territorio nostro o di altri territori. Sì, sarebbe importante, sì, sicuramente. Allora ragazzi, prima di salutare Davide e ringraziarlo per la sua presenza, vorrei dire che Davide è impegnato in una serie di iniziative con la sua associazione veramente meritorie, una delle quali sta avendo un successo enorme perché si sta spostando anche sul territorio, è quello della conoscenza e della scrittura della lingua napoletana. Davide fa lezioni gratuite, fa una serie di cose, vorrei che lui ce le illustrasse in maniera breve, poi tanto ne abbiamo parlato e ne parleremo ancora, anche di quelli che potrebbero essere le traduzioni in napoletano di cose straniere. Di questo poi con Davide ne abbiamo già parlato e abbiamo un progetto. Dai Davide. Sì, vabbè, voglio dire subito che la traduzione delle cose straniere in napoletano è una provocazione, anche un divertimento se vogliamo, perché certo, al di là della lotta agli inglesismi, pensate che nella lingua italiana, parlo dell'italiano, quindi nel vocabolario italiano prodotto dalla Treccani, ci sono oltre 8.000 termini inglesi entrati nella lingua italiana. Questo cosa vuol dire? Attenzione, vuol dire andare contro l'inglese, assolutamente, anzi noi lo studiamo, io lo conosco abbastanza bene l'inglese, è giusto che i ragazzi lo studino perché l'inglese è la lingua tecnica del mondo, diciamo. Però è un modo per affermare comunque sempre la nostra identità, per dire guardate che esiste anche un modo italiano, ma napoletano nel caso mio specifico, di esprimere un concetto.
Quando noi parliamo, per esempio, vediamo, che ne so, sentiamo al telegiornale la spending review, sembra chissà cosa stiano dicendo, sa, la spending review, ma in termini nostri è sparagnam. Dobbiamo fare un po' di dieta. Sparagnam è molto bello. Esatto, quindi ci sono tutti questi contrasti agli inglesismi in modo simpatico. E tra le varie cose, come dicevi tu Antonio, ci sono i nostri corsi di lingua napoletana che sono praticamente gratuiti. E il prossimo partirà il 12 marzo a Palazzo Venezia, a Spaccanapoli, e sarà un corso aperto a tutti, quindi sia agli stranieri che ai napoletani, e sarà un corso che si baserà molto sull'ortografia, quindi come lo si scrive, come si legge la lingua napoletana, perché a parlarla la parliamo bene o male tutti, no? Certo. Quindi è per l'ortografia. E poi questo sabato qui si terrà l'ultima lezione ad Aversa, perché stiamo tenendo un corso anche lì, Sì. in cui ci sarà anche la cerimonia simpatica di rilascio degli attestati, perché noi al termine del corso rilasciamo un attestato di Lazzaro o Lazzara Verace, che è ovviamente un attestato così che non ha alcun valore istituzionale, ma è semplicemente una presa di coscienza identitaria e basta. E poi ci saranno altri corsi che partiranno da qui a breve, tra Casalnuovo, forse anche Capodimonte e tanti altri posti, perché abbiamo richieste un po' da tutti i comuni della Campania. C'è fermento in questo senso, c'è c'è fermento, questo bisogna dirlo e ci fa piacere. Sì. Davide, Culturale, fortunatamente. Davide, ti ringrazio per la tua presenza qui a Radio Amore, alla prossima, ciao. Antonio, ciao, grazie a te e agli ciao, ospiti. ciao, Grazie, ciao. buona Grazie, buon lavoro. Ciao, Grazie. ciao, ciao. Bene, diamo linea alla pubblicità, ci sentiamo subito dopo. Napoli, meraviglie